Ciao a tutti, bentornati sul canale di Ciao Mamma Vado In. Oggi vi portiamo sulle prese 3 e 4 del Montello e alla scoperta dei bunker e il Tavaran Grando. Se i video vi piacciono non dimenticate di lasciare un like, condividere, iscrivervi al canale e attivare la campanellina delle notifiche così da non perdervi gli ultimi video. Io sono Nicolas, Sì, è vero. noi, Io sono Maggie. buona visione. Ciao a tutti, stiamo per incominciare la presa 3 dalla chiesa di Bavaria e siamo con le nostre fedelissime biciclette perché questa è una presa che va fatta in bici secondo noi. Ci troviamo al capitello della Madonna del Bosco e a questo bivio incomincia ufficialmente la presa 3 da quella parte, mentre da quella parte inizia la presa 4. La presa 3 è caratterizzata da ampi spazi aperti e salite moderate, il che la rende ottima per essere percorsa in bici e per gustarsi gli scenari incredibili che ha da offrirci. Dai, su che abbiamo un sacco di roba da vedere oggi. Siamo il primo e unico cartello che indica la direzione da prendere per vedere la busa delle rane. Malconcio, sbiadito, insomma, potrebbe essere meglio. Sopra di esso c'è anche un cartello con scritto Croce Baracca. Ho sentito dire che Francesco Baracca è caduto qui, altri dicono che sia caduto dove c'è il monumento. Lo scopriremo, insomma. Sono appeso alla casetta di birdwatching sopra la busa delle rane. È un gran bel buco, Io vorrei fare il pattinaggio. Guarda. Sì, dicono che sia uno dei passatempi preferiti per chi viene a visitare la busa delle rane in inverno, quando è completamente ghiacciata. Sì, infatti vedo delle gambe uscire dal ghiaccio di gente che è caduta e non è più uscita. Non sei simpatico. Siamo arrivati a Croce Baracca. Cos'hai capito da questo cartello? Dice che qui il tenente Ambrogio Gobbi ha trovato i resti dell'aereo e del baracca. Un saluto a Bianca e Maria Celeste. Laggiù c'è la croce e andiamo a vedere. Credo di aver trovato il vero bus delle fratte e non quella conca con un bell'albero che ho trovato l'ultima volta. Siamo appena arrivati sulla dorsale, che è la strada che taglia in lunghezza tutto il Montello, e adesso scendiamo sul versante nord della presa 3. Siamo arrivati a Santa Croce del Montello sul versante nord e adesso incominciamo la presa 4 per tornare indietro. Questo è il monumento ai ragazzi del 99 che partirono per la guerra e morirono, quasi tutti.
Siamo sulla presa 4, stiamo facendo l'itinerario della Certosa. Andiamo. La Certosa non esiste più, a quanto pare, era un'abbazia e non sappiamo cosa aspettarci. Per quanto riguarda la presa 4, siamo andati alla ricerca della Certosa del Montello e della Valle delle Tre Fonti. La Certosa fu un monastero di cui è abbastanza difficile ricostruire la storia. Si sa che fu eretta intorno al 1300, dopo che un monaco, un certo Giovanni da Fassa, dopo una visione celestiale, si ritirò in questo eremo tra le colline. Di lì a poco venne costruito questo monastero proprio attorno all'eremo. E venne demolito nel XIX secolo, quindi ora non ne resta praticamente più traccia. Fa freddissimo e non abbiamo trovato nessun segno della Certosa, come ovviamente si sapeva, e adesso siamo alla Valle delle Tre Fonti. Sembrerebbe che il cartello abbia dei problemi di stabilità. Di San Girolamo, che venne utilizzata come eremo, infatti qui ci sono ancora le nicchie dove c'erano le statuine. Tale costruzione costituì l'elemento iniziale della Certosa del Montello, fondata nel 1340 sotto gli auspici dei conti Schienella e Tolberto di Collalto e demolita a seguito del decreto napoleonico del 1810. Andiamo a vedere la fontana. Attualmente c'è solo una fonte, però si pensa che ce ne fossero altre. Fino agli anni 50 era l'unico punto dove c'era dell'acqua e quindi qui intorno hanno realizzato delle zone abitative, per esempio la Certosa. Dopo aver visitato la Valle delle Tre Fonti sono ritornato da solo il giorno seguente per andare alla ricerca di alcune grotte che avevo sentito ci fossero tra la presa 3 e la presa 4, soprattutto nella zona della dorsale. Quella è l'area che ho esplorato e ci sono state un bel po' di sorprese. Ciao a tutti, ci troviamo sempre sulla presa 4. Camminando nel bosco abbiamo trovato questi due mega fori piuttosto pericolosi indicati sulle mappe come grotta dei lavagei. Non caschiamoci dentro, Siamo sulla dorsale e siamo alla ricerca di due grotte, la grotta del nord e la grotta del Sasso. Scopriamo, vediamo cosa c'è. Grotta del nord. Per quanto riguarda quella del Sasso, ancora niente. Grotta del Sasso. La cosa bella di esplorare il Montello a questo modo è che non sapendo niente di quello che troverò, sono costretto ad andare a caso. Questo mi porta ad immergermi nella foresta. Certo, ci sono alcuni intoppi, come sono cascato un paio di volte, però quello che si scopre dà veramente molta soddisfazione. Per esempio queste grotte di oggi, i cervi nel bosco, queste cose succedono quando si esce dagli itinerari prestabiliti. Certo che un paio di cartelli per far trovare le grotte alla gente ci sarebbero stati, come al solito non c'è nessun tipo di segnaletica. Sono caduto la terza volta, ma ho trovato la grotta dell'Agneo o dell'Agnello.
di essere arrivato al grotta Primo Bus della Volpe, cioè grotta della Volpe in poche parole. È una voragine molto profonda, vediamo se si può scendere. Questo è profondo, Ci sono delle stalagmiti di ghiaccio, non si vede la fine. Ho dimenticato la torcia, proviamo a entrarci. C'era un brutto odore, fa una certa impressione. Siamo arrivati all'ultima grotta e anche all'ultima particolarità della presa 4. Questa si chiama Grotta Fontana di Piero Moro. Dovrebbe essere il punto da cui fuoriesce l'acqua che si raccoglie dalle doline circostanti e per un breve tratto è esposta alla luce per poi scomparire nuovamente nel sottosuolo. A questo punto siamo andati a visitare i bunker appena sotto il Montello, agli argini del Piave. Questi risalgono alla Prima Guerra Mondiale, ma non ci sono cartelli o segnaletica che spieghi cosa è successo e cosa è avvenuto bene in questi luoghi. C'è soltanto qualche malconcio foglio di carta appeso agli alberi che in qualche modo indica la direzione. È un peccato. Finalmente ci siamo, stiamo per percorrere il sentiero dei bunker e visitare la grotta più grande del Montello. Fa freddo, fa molto freddo. Ci troviamo a Santa Croce del Montello, siamo scesi da lì e ci stiamo dirigendo in direzione del Piave. Che lì. Siamo al primo dei bunker, chiamato Busa de Banes o de Bans, non lo so ancora, ve lo saprò dire dopo. Ci accingiamo a entrarci.
è il posto perfetto per portare dei bambini, secondo me, accompagnati ovviamente, e farli interessare un po' alla storia, perché merita davvero e è tutto conservato veramente bene. Tavarangrando, siamo arrivati finalmente alla grotta più conosciuta del Montello. Purtroppo ci siamo arrivati sul tardo pomeriggio, quindi la luce non era ottimale per le riprese. Siamo comunque riusciti a mostrarvi qualcosa di abbastanza interessante. Ci piacerebbe ritornare con una bella giornata, magari in primavera. Stiamo per entrare nel Tavarangrando e io sono molto emozionato. Ok, questo è grande, e si sente dell'acqua gocciolare e il suono di un ruscello. Dicono che sia pieno di pipistrelli. È decisamente troppo buio. Ormai si è fatto un po' tardi e per proseguire ed esplorare la grotta servirebbero degli stivali. Quindi dici, ci torniamo un'altra volta? Ci tocca. Ci tocca tornare un'altra volta perché è veramente profondo e merita. Ciao a tutti, seguiteci su tutti i social, Instagram, Facebook e ovviamente il canale. Vi aspettiamo!